Zaia e Maroni salgono insieme sul palco di Pontida, dietro di loro un'enorme scia a ricordare l'appuntamento del 22 ottobre. Quando il governatore del Veneto prende la parola lo fa richiamando uno dei simboli della sua regione. Io mi sarei portato il kit da campeggio per sentirmi a casa. Se i ragazzi vengono avanti, prego. Chiaro il riferimento all'obbligo di esporre la bandiera della Serenissima fuori dagli edifici pubblici e le polemiche che ne sono conseguite. Il passo dal gonfalone con il leone al referendum del 22 ottobre è breve. È la madre di tutte le battaglie per i veneti e per i lombardi. Questo è un treno che passa una volta solo. Voglio vedere i seggi elettorali strapieni con le code. Zaia ricorda come al di là del risultato sia fondamentale l'affluenza alle urne come prova di responsabilità dei veneti. A noi non basta che vinca il sì, tutti vadano a votare, lasciamo a casa per una giornata le idee politiche, la tessera di partito, i dissidi, le baruffe col vicino di casa e andiamo a votare. Qualcuno che mi dice ma voi siete troppo incazzati. No, siccome questa è l'accusa che ci fanno, a voi sembra normale vedere che in Sicilia danno 80 euro prima delle elezioni a tutti i forestali? Anche il leader del Carroccio, Matteo Salvini, durante il suo lungo intervento parla del referendum in Veneto e Lombardia. Ma le prime parole sono tutte per la decisione della Procura di Genova di sequestrare 48 milioni dai conti della Lega. Se pensano di bloccarci, rubandoci quello che è il frutto del nostro lavoro, hanno sbagliato a capire. Andiamo avanti più determinati e più arrabbiati di prima. Ma sono tanti i temi toccati da Salvini, dalla sanità alle banche, dalla scuola alle forze dell'ordine, e per ognuno di questi il segretario dice quando tra un anno saremo al governo cambieremo le cose. Il leader leghista non risparmia frecciatine ai suoi diretti avversari ed ex alleati come Alfano. Grande assente sul palco il fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, che Salvini ringrazia senza però mai nominarlo. Al termine dell'incontro di Pontida il Senatur dirà è il segnale che devo andarmene via. Uno che tradisce il no, mi aspetta niente da uno che tradisce il no.